passerà mai. Lo strazio di Luigi Antoniello, papà di Marco e nonno del piccolo Mattia, travolti e uccisi a Santo Stefano di Cadore insieme a nonna Maria Grazia. Il bimbo era la nostra forza, ci sembra un incubo. La 32enne tedesca arrestata era stata denunciata a Bolzano per possesso di oggetti atti ad offendere. Nell'auto vestiti sporchi e coperte, non ha mostrato segni di pentimento, è risultata negativa a test per alcol e droga. La donna è stata arrestata anche per il pericolo che potesse lasciare l'Italia, come è successo per il camionista tedesco che ha ucciso Davide Rebellin. Sarebbe diventato tutto più complicato, dice il procuratore di Belluno. Da Santo Stefano di Cadore a Favaro Veneto, 2 comunità straziate dal dolore per la tragedia. Ricordo di chi conosceva le vittime, i fiori, i messaggi sul luogo del dramma. E la scia di sangue non si ferma. Un'altra vittima questa mattina a Dolo, un 69enne che si trovava in sella. La sua bicicletta è stato travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada. Dopo lo stato di agitazione dei lavoratori per denunciare la carenza di personale all'ospedale San Camillo del Lido, la prefettura ha ospitato un primo incontro di conciliazione. 60.000 persone a Mestre per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, in macchina organizzativa a pieno regime, parcheggi sold out e chiuse le strade per San Giuliano. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque l'avete sentito in primo piano, la strage di Santo Stefano di Cadore, dove in un solo colpo sono morti un bambino di 2 anni, il papà e la nonna. Villeggianti avevano affittato in paese una vacanza per un mese. Ieri, durante una passeggiata nel centro di Santo Stefano, sono stati investiti da un automobilista di 31 anni tedesca che si trova nel carcere veneziano della Giudecca con l'accusa di omicidio stradale plurimo. Domani la donna dovrà comparire di fronte al GIP del Tribunale di Belluno e al pubblico ministero per l'udienza di convalida. Santo Stefano questa mattina lo strazio di Luigi Antoniello, papà di Marco e nonno di Mattia. È un momento talmente grande, talmente un disastro che non riesci a capacitarti di come sia potuto succedere in un periodo di vacanze che dovrebbe essere gioioso e lasciarci la vita così, non lo so. Un disastro. Io ero a casa a Mestre, c'erano i consuoceri qua. E loro, siccome hanno preso la casa per un mese, hanno detto venite anche voi, portate il bambino così cambia un po' d'aria. E sono venuti sabato e dovevano tornare giù domenica. Invece purtroppo niente. E io sono venuto solo per venire a vedere dove mi hanno ammazzato mio figlio e mio nipote. il suo consuocero come sta? Il mio consuocero è scosso, è molto scosso perché giustamente lui ha assistito alla scena e per lui è stata ancora più. Poi ha perso la moglie, ha perso il nipotino. Cosa possiamo dire? E come si fa? Come si fa, esatto. Ha un figlio, perdere un figlio giovane e un nipotino che l'abbiamo cresciuto noi, ha vissuto con noi, era con noi. Era la nostra forza. È un dolore che non passerà mai perché adesso viviamo ancora come se fosse tutto un sogno, perché non li abbiamo visti ancora, giustamente ce li fanno vedere ancora, ma il brutto sarà in seguito, il vuoto che hanno lasciato. Cercheremo, ma non è facile. Dobbiamo dedicarci a quegli altri 2 che sono rimasti. Grazie. Perché sono senza padre. Uno strazio senza fine. Ieri pomeriggio erano passate da poco le 15:30. Il piccolo Mattia con i genitori e i nonni passeggiavano sul marciapiede in via Udine quando dietro di loro è sopraggiunta l'Audi 3 guidata da Angelica Utter, 31 anni di nazionalità tedesca, che li ha travolti in pieno scaraventandoli a oltre 30 metri dall'impatto. Il papà di Mattia e la nonna sono morti sul colpo. Il piccolo Mattia si è spento durante il trasporto in elicottero all'ospedale di Belluno.
Dopo aver assistito alle scene che purtroppo ieri ci siamo trovati davanti Cosa c'era ieri? Un scenario incidentale abbastanza evidente, come potete notare. Una cosa molto toccante, veramente, con un bambino così piccolo personalmente non era mai successo nella mia carriera. Fabio è stato tra i primi soccorritori a giungere in via Udine ieri pomeriggio. Da 10 anni è vigile del fuoco a Santo Stefano di Cadore e mai prima d'ora gli era capitato un intervento così difficile umanamente e professionalmente. Questa mattina con suo figlio ha deposto un fiore nel luogo in cui i corpi delle vittime sono stati sbalzati. Il messaggio di cordoglio dell'amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore, mazzi di fiori, orsetti, una pietà di Michelangelo qui nel luogo in cui ieri è accaduta la strage, in cui hanno perso la vita 3 persone, un bambino di 2 anni, il suo papà e la nonna. Questa mattina sin dalle prime ore è iniziato un mesto pellegrinaggio. Santo Stefano è una comunità sotto shock, nessuno si capacita di come sia potuta accadere una simile tragedia, ma i retroscena che emergono di ora in ora sull'automobilista bavarese di Deggendorf, Angelica Utter, fanno accapponare la pelle. La giovane donna era stata fermata e denunciata qualche giorno fa a Bolzano perché trovata in possesso di oggetti atti ad offendere. La 31enne agli inquirenti non ha mostrato alcun segno di pentimento né di rimorso per le 3 vite spezzate. Sembra che poche ore prima a Santo Stefano qualcuno avesse notato il suo comportamento sopra le righe. Aveva fatto delle commedie via qua, era vicino alla stalla delle Fontana, ha detto che era fuori, urlava e poi è partita. Chi l'ha avvicinata ne ha ricavato l'impressione di una sbandata senza fissa dimora, riferisce l'ANSA. Nella sua auto rifugio i carabinieri hanno trovato di tutto: abiti sporchi, coperte, bottiglie d'acqua. Gli accertamenti tossicologici disposti dalla magistratura bellunese per stabilire se la donna si trovasse alla guida in condizioni non idonee hanno dato esito negativo. Omicidio stradale plurimo, l'accusa a suo carico. L'arresto e il trasferimento nel carcere veneziano della Giudecca si sono resi necessari per scongiurare il pericolo di fuga. Alvaro Darin ha assistito quasi in diretta alla tragedia. Che cosa ha visto quando è arrivato qua? Niente, ho visto questi 2 corpi sotto le lenzuola e che cercavano di rianimare questo bambino, che hanno provato di tutto, hanno provato quasi un'ora, ma purtroppo zero, non c'era niente da fare. Mattia aveva 2 anni appena, il papà Marco Antoniello 48, la nonna Maria Grazia Zuin 65. Gli unici 2 sopravvissuti sono la mamma Elena Potente e il nonno Lucio. Entrambi sono stati dimessi dall'ospedale di Pieve di Cadore e vengono assistiti da uno psicologo attivato dall'ULSS Dolomiti. Sconvolta la comunità di Favaro Veneto, dove le 2 famiglie erano molto conosciute. Marco era una persona speciale come Maria Grazia e il piccolo Mattia. Il papà di Marco appunto lavorava alle poste, quindi abitava su un alloggio delle poste, sulle case delle poste, e che io conoscevo benissimo perché erano clienti miei che ogni 2-3 volte all'anno venivano in pizzeria, facevano una festa con tutta la famiglia unita, quindi con i nipoti, mogli e quant'altro. È una famiglia speciale, stupenda, quindi non ho parole per dire il mio dolore, perché sono persone di una qualità rara. La comunità di Favaro Veneto è sconvolta all'indomani dell'incidente in cui hanno perso la vita Maria Grazia Zuin, 65enne, che viveva nella zona di Cassolaro col marito Lucio Potente, nonna di Mattia, morto investito anche lui a 2 anni insieme al papà Marco Antoniello di 48, i cui genitori vivono in via Montecelo. 2 famiglie conosciute come conosciuto era Marco. Una persona tranquilla, mai fuori delle righe, non l'ho mai visto alterato, ma sempre preciso. Lavorava a Dese, quindi conoscevo anche la ditta dove lavoravano, dove lui lavorava appunto, e quindi un ragazzo dove potevi fare affidamento sempre. Conosco la famiglia, i genitori, erano delle bravissime persone, e anche lui, perché giocavamo a calcio su questo campetto qui e ho dei gran bei ricordi, e ti dico, non so dire altro perché ci sono rimasto molto male e mi dispiace. Siamo tutti molto scossi, siamo sconvolti, vogliamo esprimere a nome della comunità di Favaro Veneto il nostro cordoglio, le più sentite condoglianze e un sentimento di vicinanza alle famiglie coinvolte da questa tragedia immane, da questo dolore immenso. Abbiamo sentito indirettamente il papà di Marco questa mattina, che poverino stava piangendo, e che ci ha detto che fino a lunedì non potranno nemmeno vedere le salme
dei loro parenti, dei loro cari, perché gli inquirenti devono fare le loro indagini. Noi a Cassolaro il 9 luglio avremmo dovuto fare la festa della Trebbiatura, abbiamo annullato l'evento, ovviamente nel rispetto di quello che è accaduto ieri, che ripeto è una tragedia immane, un dramma senza senso, perché ripeto sono notizie che non si vorrebbero mai sentire. Ferita ma non in pericolo di vita Elena, figlia di Lucio Potente che si è salvato ma che era sul luogo dell'incidente, e dell'altra vittima Maria Grazia Zuin, ex dipendente dell'ULSS 3 come anche il marito. La Maria Grazia è nata qua e quindi la conoscevo molto bene e da una quindicina d'anni ha comprato la casa di mia cognata, la Irma, sua zia, che era cugina di sua mamma. E niente, l'abbiamo vista crescere e purtroppo l'abbiamo vista morire. Era disponibile, dolce, una ragazza che si dava spontaneamente a tutto. La notizia della tragedia ha scosso il personale dell'ULSS 3 Serenissima, dove lavoravano Maria Grazia Zuin e Lucio Potente, dove lavora tuttora la mamma del piccolo Mattia, moglie di Marco Antoniello. Maria Grazia era andata in pensione 5 anni fa circa, il marito Lucio, anche lui dipendente ULSS solo di recente. Elena, la figlia, tuttora lavora per l'azienda sanitaria che ha espresso la sua vicinanza. Per l'azienda ULSS 3 Serenissima, che io reputo una grande famiglia, oggi è una di quelle giornate che rimarranno nella memoria di tutti noi e di tutta questa grande famiglia. Persone che con noi hanno condiviso anni della loro vita, hanno dedicato la loro forza, la loro intelligenza al bene della comunità che hanno servito. Elena, Lucio e Maria Grazia in questi momenti stanno vivendo istanti che penso facciamo fatica a comprendere. Elena e Lucio in questi istanti stanno passando una prova della loro vita che penso nessuno di noi vorrebbe mai provare. Noi non vogliamo alleviare quel dolore immenso che li travolge. Noi vogliamo semplicemente dirgli che siamo lì. I nostri cuori battono con il vostro, il nostro dolore è con il vostro. A Santo Stefano oggi sgomento, incredulità, rabbia e lacrime senza distinzione alcuna fra residenti e villeggianti, molti dei quali veneziani che da tempo hanno eletto il paese nel cuore del Comelico come luogo ideale di vacanza, così come avevano fatto le famiglie Antoniello e Potente in una casa in affitto per un mese per trascorrere momenti felici e spensierati, spezzati in un lampo. Si distrutta proprio un attimo, non si può restare indifferenti. Un pellegrinaggio mesto, colmo di dolore per i tanti che oggi in via Udine hanno voluto portare un pensiero in memoria del piccolo Mattia, del papà Marco Antoniello e della nonna Maria Grazia Zuin, veneziani come i tanti villeggianti che si rifugiano ogni estate nel cuore del Comelico. Sono anche vicini di paese, Favaro. Lei è veneziano? Sì. Niente, non ho parole. Una cosa tremenda. Non è possibile che succedano certe cose. Il fatto rimane sconvolgente. Lei di dov'è? Venezia. Quindi... Proprio dalle stesse parti di quelli che sono morti. E poi c'è la rabbia dei residenti perché su quel tratto di strada maledetto della regionale della Val Degano, un lungo nastro di asfalto diritto, camion e auto sfrecciano oltre il limite dei 50. È sempre un... Dovrebbero mettere dei dissuasori qua secondo me, perché c'è anche il velo che sta laggiù, però qua corrono. Sì, poteva succedere a tutti. Qui è panico, qui è un panico, qui è impensabile attraversare la strada. Le strade, posso dirlo, fanno schifo perché piene di buche, nessuno rispetta le strisce pedonali, proprio si deve stare attento anche se pensi solo di mettere un piede su una striscia, già sei là perché nessuno si ferma. Vedo che lei ha portato un fiore e anche un cero per
per questa disgrazia, perché non ho parole per quello che è successo ieri. Poi noi abbiamo visto solo in televisione queste cose, quindi Santo Stefano è un paese piccolo e la gente, forse li conoscevamo anche, ma anche se non li conoscevamo c'è un dolore. Una scia di sangue che non finisce, incidente mortale questa mattina lungo la strada tra Dolo e Arino, a perdere la vita Francesco Layet, veneziano residente a Dolo. La sua bicicletta si è scontrata con un'automobile. L'ambulanza arrivata d'urgenza dall'ospedale di Dolo per prestare i primi soccorsi non ha potuto far altro che constatare la morte del 69enne che in sella alla sua bicicletta si era scontrato pochi minuti prima con un'automobile. Troppo gravi i traumi riportati nell'incidente, le cui cause sono ora al vaglio delle forze dell'ordine. La vittima si chiamava Francesco Layet, veneziano, viveva a Dolo. Il tragico evento attorno alle 10 di questa mattina lungo la strada che da Dolo conduce alla frazione di Arino. Al volante dell'auto coinvolta una quarantenne del luogo rimasta sotto shock che si era subito fermata per tentare di soccorrere il ferito. Il tratto di via Arino in cui si è verificata la tragedia è stato chiuso al traffico per i rilievi dei carabinieri. Sul posto, oltre ai sanitari, il soccorso stradale per la rimozione dei mezzi. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio dopo lo stato di agitazione dei lavoratori per denunciare la carenza di personale all'ospedale San Camillo del Lido. La prefettura di Venezia ha ospitato un primo incontro di conciliazione tra sindacati e vertici dell'ospedale. Un piano di assunzioni straordinario per superare quella che i sindacati definiscono la grave carenza di personale che si vive all'ospedale San Camillo del Lido. Accompagnati da una rappresentanza di lavoratori, i delegati di CGIL e CISL-UIL hanno incontrato la direzione dell'ospedale ad un tavolo di conciliazione in prefettura a Venezia. È una situazione pesante che si è creata negli ultimi anni, soprattutto per una grande carenza di personale, OS, infermieri, fisioterapisti, medici. Quanta gente manca? Mancano diverse decine di operatori. Diciamo che la 610, che è il decreto regionale che definisce gli standard minimi, parla di numeri che attualmente San Camillo si fa molta fatica a riuscire a rispettare. Cosa avete chiesto al prefetto? Dati concreti di quante presenze ci sono in servizio a giugno 2023 per avere una situazione degli organici concreta. Ecco. Perché al momento non è chiara la situazione. La situazione non è chiara. A tutt'oggi non abbiamo questi dati che ci forniscono di fare dei ragionamenti che ci permettono effettivamente di entrare sul merito. Altra richiesta è la definizione di un nuovo protocollo di relazioni sindacali che vincoli le parti al rispetto di modalità e tempistiche stabilite. L'incontro in prefettura ha interrotto lo stato di agitazione dei lavoratori che però potrebbe riprendere in caso di mancata conciliazione. La trattativa di oggi si è conclusa bene, nel senso che la parte pubblica si è resa disponibile, quindi hanno accolto le nostre richieste, si sono presi l'impegno di darci delle risposte concrete. Adesso vedremo nei prossimi mesi come svilupperanno le cose. Un appello che va dal Ministero delle Infrastrutture al Comune di Venezia per dare certezze sul futuro occupazionale dei lavoratori del MOSE. Dopo l'incontro in prefettura si mobilita la politica locale. Qual è il futuro per i lavoratori del MOSE? Quali conseguenze occupazionali da una fusione tra Consorzio Venezia Nuova e Comar e dalla messa sul mercato di Tethys? Dal vertice in prefettura a Venezia sono arrivate rassicurazioni sull'interessamento del Ministero alle infrastrutture e trasporti, ma accanto ai lavoratori in presidio a Campo San Maurizio c'erano anche diversi rappresentanti locali del centro-sinistra che chiedono un impegno a tutti i livelli. Noi chiediamo che il Comune appunto si muova per mettere, diciamo così, per fare chiarezza rispetto a quanto sta accadendo. Si parla di bandi ministeriali che non prevedono garanzia occupazionale, c'è una società di cui è anche socio il Comune di Venezia che rischia di essere venduta, ovvero Tethys. In tutto questo mancano appunto le salvaguardie occupazionali per i lavoratori. Oltretutto l'oramai consueto innalzamento delle paratie a difesa delle acque alte non deve far dimenticare che il MOSE non è ancora completo. Basta pensare alle conche di navigazione, mi viene in mente la conca di navigazione di Chioggia, che come Partito Democratico abbiamo fortemente spinto anche a livello comunale chiedendo una commissione dove ha partecipato la stessa ditta
che doveva realizzare l'opera e che si era fermata per delle questioni legate ai pagamenti in arrivo. Ora è il caso che anche il Ministero faccia la sua parte e batta un colpo su una questione così importante per tutta la città, perché stiamo parlando di professionalità, competenze importanti che non dobbiamo disperdere in questa maniera. Già dalla mattina a Mestre sono cominciati ad arrivare i primi spettatori di uno dei concerti più attesi di questa estate. Tra poco saranno in 60.000 ad assistere alla prima tappa del tour dei Pinguini Tattici Nucleari, tappa d'esordio che ha fatto segnare il tutto esaurito, un'affluenza che ha già riempito dalla tarda mattinata i parcheggi messi a disposizione su prenotazione, e a metà pomeriggio, diverse ore prima dell'inizio del concerto, il parco era già affollatissimo, come si vede da queste immagini. Ed era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Bentrovati al meteo. Avanza l'anticiclone africano, darà il via a un'intensa ondata di caldo. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 8 luglio. Sul Veneto, dopo una fase di instabilità determinata dal transito di fresche correnti atlantiche, i temporali saranno in genere limitati alle zone montuose, in particolare nelle ore pomeridiane. Altrove tanto sole. Temperature, come detto, in aumento, minime tra 16 e 21 gradi, massime tra 27 e 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo sereno con venti di brezza. Sui monti sarà velato e dal pomeriggio sarà possibile qualche pioggia. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà abbastanza soleggiato, come ci mostra la grafica. Nelle ore più calde saranno possibili dei temporali. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 30-34 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.